Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Signore e signori, benvenuti a un nuovo appuntamento con Replay. 7 maggio in diretta dagli studi di Teleeuropa Network. Partiamo subito con la Serie A. Si complica la corsa salvezza per il Crotone, che ieri ha perso a Verona contro il Chievo e che dovrà affrontare le prossime 2 partite con 2 big, Lazio e Napoli. Per quanto riguarda la Serie C, invece, è terminata la regular season con il Cosenza e Rende che approdano ai playoff, mentre salvezza tranquilla e meritata per Catanzaro e Reggina. Parleremo di questo, degli accoppiamenti e del regolamento playoff insieme ai nostri ospiti che vado subito a presentare. Coordinatore della trasmissione, Franco Segreto. Buon pomeriggio, grazie Silvia, buon pomeriggio a te e agli ospiti che ci hanno fatto visita questo pomeriggio. Per il Giornale di Sicilia, Massimo Mitidieri. Buon pomeriggio. Per la Gazzetta dello Sport, Alessandro Russo. Buonasera, buon pomeriggio. E il nostro amico opinionista Aldo Cennamo. Salve, buon pomeriggio a tutti. Felice Aldo? Abbastanza. Abbastanza. Avremo poi una telefonata con un ex allenatore del Cosenza, caro Alessandro. Con un ex allenatore importante del Cosenza, il Cosenza della Serie B, Bortolo Mutti. Allora, Franco, andiamo subito a parlare di questa Serie A. Questo Crotone che ieri ha perso in casa del Chievo, che resta a 34 punti insieme all'Udinese e appunto al Chievo, e che ha solo un punto in più rispetto al Cagliari, che ieri è uscito sconfitto nella gara contro la Roma. Io dico purtroppo per entrambe, perché una è calabrese e l'altra è la mia squadra del cuore, quindi ahimè, ai noi se la dovranno vedere solamente se quelli sono i calcoli che ho fatto io. Tanto ci dà tanto, se la dovranno vedere per l'ultima retrocessione Cagliari e Crotone, perché guardando il calendario dell'Udinese e del Chievo sono già fuori, così come fuori anche la Spal. Cagliari che dovrà affrontare la Fiorentina in trasferta, un osso veramente duro dopo la bella vittoria di ieri a Marassi contro il Genoa, e poi l'ultima in casa contro l'Atalanta. Si tratta di 2 squadre impegnate per l'Europa League. Per quanto riguarda il Crotone, dicevi bene tu, dovrà vedersela contro la Lazio di Pippo Inzaghi e poi l'ultima appunto a Napoli contro la formazione di Sarri. Sarri non regala niente a nessuno, così come il presidente De Laurentiis, quindi sono queste 2 squadre che si giocheranno, come dicevo prima ai noi, appunto l'ultimo posto per la retrocessione. In bocca al lupo, e speriamo che il Crotone a questo punto è d'obbligo possa restare in Serie A. Questo è il mio assunto. Silvia. Allora Massimo, sicuramente contro il Chievo non era una gara facile, era uno scontro diretto, il Crotone veniva da buoni risultati, però non è riuscita ad arginare appunto questo scoglio e adesso il cammino si fa un po' più tortuoso. Ci sta, poteva essere ed è preventivato una cosa del genere. Problema ora che, come giustamente diceva Franco, le cose si complicano maledettamente perché incontrerà una Lazio che è in corsa per la Champions League, per il posto per la Champions League. Bisogna vedere un attimino a Napoli, che Napoli troverà il Crotone, nel senso che lì siamo quasi a rompete le righe. È vero che Sarri gioca partita su partita, però è anche vero che ora secondo me il Napoli ha terminato completamente la birra, perché anche ieri aveva un'altra possibilità di mantenere una piccola speranzucola per lo scudetto, e l'ha toppata anche contro il Torino, quindi la dimostrazione che probabilmente sia psicologicamente che tecnicamente che fisicamente il Napoli ormai secondo me non ha più quella birra che poteva avere all'inizio di campionato. Deve sperare almeno di ottenere 2 pareggi. 2 pareggi la potrebbero certamente mettere al riparo da quella che è il discorso della salvezza, anche perché è vero come è vero che c'è una grande bagarre nella zona bassa, ma come giustamente diceva anche Franco, il calendario arride certamente ad Udinese e Spal, certamente arride anche al Chievo secondo me, quindi sarà un discorso adesso veramente a 2 tra Crotone. Io volevo aggiungere una cosa sola, se mi date la camera, si tratta di questo, nel caso in cui con i nostri calcoli, cara Silvia, dovessero terminare in parità Crotone
e Cagliari, se Esatto. salverebbe il Cagliari, il Crotone andrebbe giù. Questo perché? Per gli scontri, in virtù degli scontri diretti. Esatto. Allora Alessandro, andiamo a vedere proprio anche il calendario delle altre. Allora il Cagliari avrà la Fiorentina e l'Atalanta, la Spal, il Torino e la Sampdoria, l'Udinese, il Verona già retrocesso e lo scontro diretto appunto con l'Udinese. Ma il Crotone in ogni caso per tradizione, per organizzazione societaria, per mentalità, per tipologia di atteggiamento non parte battuto contro nessuno, né contro la Lazio, perché anche la Lazio deve preoccuparsi di andare a giocare a Crotone, perché il Crotone, soprattutto all'Ezio Scida, diventa una squadra capace di battere chiunque, e in una gara che vale la Serie A, secondo me è una partita tutta da vedere. Il Crotone non parte per niente battuto, anzi. Poi l'ultima partita di campionato è evidente che contro il Napoli non è una partita semplice, perché il Napoli ha il suo blasone, ha la sua storia, è la seconda forza del calcio italiano ormai da qualche anno, quindi è una partita molto difficile. Però attenzione che il calendario del Cagliari è improbo, è veramente improbo. Intanto a Firenze contro una Fiorentina che ha 7 vite, Franco, sì, ed è una squadra che è guidata da un fuoco sacro dopo l'evento che ha caratterizzato purtroppo la cronaca della squadra nell'ultimo periodo, ma è diventata ancora più squadra, e dunque il Cagliari deve andare a Firenze. E poi all'ultima, se non erro, all'Atalanta. Ecco, l'altra partita crocevia che non c'entra con questa, secondo me, è proprio Atalanta-Milan, perché vediamo cosa succede in Atalanta-Milan, che se l'Atalanta rimane in gioco, rimane vicina o addirittura si mette nelle condizioni di dover, il Cagliari rischia molto, anche perché ieri ho visto la partita del Cagliari, hanno fatto sì una bella partita, ma diceva bene un commentatore, un collega di Sky o uno dei commentatori, mi ricordo di una trasmissione a fine partita, la preoccupazione qual è? La preoccupazione è che quando giochi così bene non fai punti, evidentemente non fai gol, non gira. Ieri ho visto Sau divorarsi un gol clamoroso, incredibile, evidentemente c'è qualcosa che non va nella squadra. Hanno pure loro però grande determinazione, ci sarà da battagliare, però il Crotone è sempre avanti ed essere avanti psicologicamente è importante, e la Lazio secondo me troverà una partita molto particolare all'Ezio Scida. Aldo, allora, appunto, in casa il Crotone, adesso un comunicato di qualche ora fa, la società ha stabilito i prezzi per 5 e 10 euro, proprio per creare un entusiasmo e raggiungere numeri importanti a livello di pubblico, per spingere la squadra. Ma sarà un catino, perché credo che è la partita importante. È chiaro che questo punticino che il Crotone ha di vantaggio soprattutto sul Cagliari, perché la lotta secondo me è tra Cagliari e Crotone, non ci sono, perché le altre tre squadre, Spalle, Chievo e lo stesso Udinese, ormai secondo me hanno un calendario molto più agevole. Quello che è importante, come diceva Alessandro, è che il Crotone mantenga questa sua carica e questa sua forza all'interno dello Scida. È una squadra che in casa, abbiamo visto con la Juventus, con che determinazione, con che forza, anche col Napoli, è riuscito a fare quel punto. Quindi certamente è una partita, la Lazio si gioca molto per quanto riguarda il quarto posto, però la Fiorentina si gioca anche un posticino nell'Europa League. Cioè, sono due domenica, certo il Crotone ha sbagliato questo jolly, con il Chievo un punticino l'avrebbe messa sicuramente su un piedistallo diverso, avrebbe messo in cattiva luce e in difficoltà il Chievo, è andato lì. Onestamente non meritava di perdere, io ho visto la partita, non meritava di perdere il Crotone, ha fatto anche un palo, un gol annullato, il VAR ci ha annullato un gol, cioè è tutto, però io alla fine ritengo che il Crotone abbia qualche speranzella in più rispetto al Cagliari per salvarsi. Bene, e allora Franco, prima di passare all'ampia pagina dedicata alla Serie C, è giusto dare merito anche alla Vibonese, quindi una piccola parentesi sulla Serie D, Girone I. La Vibonese, salutiamo il presidente e l'allenatore che sono due amici, presidente Caffo.
E la Vibonese ieri, con la vittoria sul campo della San Cataldese, andrà a fare lo spareggio per la promozione diretta in Serie C proprio contro il Troina, che è arrivato a pari punti 76 con la mi pare, 76 per entrambe le squadre. Sì, lo quindi... spareggio si dovrebbe giocare domenica, non si sa ancora se a Reggio Calabria o a Messina, ma insomma facciamo il nostro in bocca al lupo. In bocca al lupo e faremo il tifo naturalmente per la Vibonese. La Vibonese, sperando di averla il prossimo anno con noi in Serie C. Esatto, allora adesso passiamo alla Serie C, all'ampia pagina, è terminata... Quindi già hai deciso che i playoff noi li... No, di averla con noi come trasmissione, parlavo di averla con noi nella nostra trasmissione per parlare della Vibonese, poi tutto il resto tra virgolette... No, hai fatto bene a puntualizzare perché ti ho dato la risposta che meritavi, perché sei sempre un po'... come dire, un po' scherzosa questa cosa. Ma era una battuta. Cioè il serio e il facetto, ma io lo conosco benissimo. Si capiva che era una battuta. Allora, è terminata la regular season e andiamo a vedere appunto i risultati di questa giornata. Casertana Matera 3-0, Catania Rende 6-1, Cosenza Trapani 4-2, Fidelissandria Francavilla 1-1, Monopoli Lecce 4-1, Paganese Catanzaro 0-0, Bisceglie Battefondi 4-2, Regina Juvestabia 1-1, Siracusa Sicula Leonzio 1-0. Andiamo a leggere la classifica. Arriva subito. Ecco, sta arrivando, vabbè, il Lecce ormai con la Vabbè, il Lecce è già promosso in Serie B a 74 punti, Catania 70, Trapani 68, Juvestabia 55, Cosenza 54, Monopoli 53, Casertana e Rende 50, Sicula Leonzio, Francavilla 46, Bisceglie 45, Siracusa e Catanzaro 42, Regina 41, Fidelissandria 38, Matera 36, Paganese 33, Fondi 30, Agragas retrocesso in Serie D, chiude a 0 punti. Classifica ovviamente viziata dalle importanti penalizzazioni. Mamma mia, 19 punti il Matera, 19 punti di penalizzazione il Matera, 19, 11 il Siracusa, ma che campionato è? Posso dire, io entro subito in argomento e rompo il ghiaccio. Ma signori miei, insomma, far iscrivere l'Akragas che alla fine non ha detto nulla, ci si è parlato del nulla, adesso per ricordare l'amico Genegnocchi, ma dico, si parla del nulla quando una squadra a fine campionato totalizza 0 punti. Ma di che cosa stiamo parlando, signori miei? Ma questo, come diceva l'amico Franco Giugno, che salutiamo, dico, non è un campionato, è una barzelletta, perché se poi pensiamo a tutti i gironi, il Modena, l'Arezzo fallito, il Vicenza fallito, Modena che praticamente è stato cancellato, turni di riposo, l'Akragas 0 punti, io non ricordo mai nella mia vita da professionista e giornalista è praticamente una squadra che abbia totalizzato 0 punti in un arco di un campionato. Ma signori miei, vogliamo rifondarli questi campionati o no? Silvia. È anche mortificante per i giocatori che hanno preso ma parte chi li vuole? Ma chi li vuole? Società, esatto. Io dico chi li vuole, pure qualche giocatore interessante l'Akragas l'aveva, però signori miei, insomma, è mancanza proprio, come dici tu, di dignità calcistica. Esatto. E allora, quali sono stati i verdetti? Abbiamo detto Lecce promosso in Serie B, Catania che ha conquistato il secondo posto. E per quanto riguarda le calabresi, accedono ai playoff Cosenza e Rende, rispettivamente al quinto posto il Cosenza, all'8º posto il Rende. Si salvano, abbiamo già detto, Regina e Catanzaro. L'unico play-out che si disputerà sarà quello tra Fondi e Paganese, perché appunto l'Agragas era già retrocesso. Spieghiamo un attimo brevemente e poi ci ritorniamo. Che cosa succede adesso? C'è la prima fase a girone dei playoff che ha visto ieri, col termine regolare del campionato, questi accoppiamenti. Cosenza Sicula Leonzio, Monopoli Francavilla, Casertana Rende. Non si conoscono ancora gli orari delle gare, ma si giocheranno venerdì 11 maggio, si sta decidendo in queste ore in Lega. Allora, Franco, poi cosa succede? La prima fase al secondo turno entra la quarta classificata di ogni girone. Per quanto riguarda il girone C, la Juvestabia che affronterà in casa e in gara unica la peggiore classificata in base alla classifica di fine campionato. E io mi fermerei qua, perché sennò poi mettiamo troppa carne qua, avremo altri lunedì da raccontare, come le famose 3 settimane di Fred Bongusto, eccetera, eccetera. E rispiegheremo tutto quanto. Allora, partiamo prima di andare a vedere che cosa è successo ieri
Serie A. Cosenza, Massimo, allora, ti aspettavi questi accoppiamenti, una griglia così, queste promozioni, queste retrocessioni? Facciamo una valutazione totale del campionato. La griglia era solamente da definire, la griglia. Giocava un po' in più il Bisceglie, ma il Bisceglie doveva giocare sulla sconfitta della Virtus Francavilla, quindi così come anche il Cosenza doveva sperare in uno scivolone della Juve Stabia contro la Regina, ma bene o male le 10 erano già definite, bisognava capire un attimino come collocarle e dove collocarle. Io sinceramente mi aspettavo un Rende che giocava in casa la prima, ora invece dovrà giocarsela a Caserta, partita secca, e quindi noi diciamo che nel corso di ieri monitoravo pian piano e si alternavano le avversarie del Cosenza. Per un periodo c'è stato il Bisceglie perché era in vantaggio e il Francavilla perdeva e quindi per gli scontri diretti era in vantaggio il Bisceglie. Poi è passato la Virtus Francavilla, poi è comparso la Sicola Leonzio. Diciamo che era tutto un work in progress che è stato monitorato, quindi voglio dire al momento l'una vale l'altra, anche se Braglia poi in sede di commento ha detto che per lui la Sicola Leonzio è un osso duro. Alessandro. Cosa dire? Un'analisi finale sulla classifica. Ma la classifica, a mio avviso, rispecchia in maniera calligrafica i valori del campionato, perché c'è il Lecce che obiettivamente era la squadra più forte e ha vinto il campionato. Il Catania è una squadra con dei vecchi marpioni, cifra tecnica molto alta, organico pletorico, una metropoli del sud alle spalle, ricordiamo, perché Catania non è proprio l'ultima città del pianeta. A seguire c'è un Trapani neoretrocesso con una società molto forte, la Juve Stabia che secondo me per organico è similare un po' al Cosenza come impostazione, forse il Cosenza ha qualcosa in più, e poi il Cosenza che ha confermato secondo me appieno le proprie attese. La classifica secondo me è il fedele specchio di quello che è stato seminato. Magari si potevano fare 6-7 punti in più partendo un po' prima, ma io non sono d'accordo che il Cosenza avrebbe potuto lottare per il primo posto, perché per lottare per il primo posto fa fede una dichiarazione lampo che mi fece il tecnico Piero Braglia al pranzo di Natale, che mi disse: guardate, per vincere in questa categoria servono 4 giocatori fortissimi in squadra e poi se ne può parlare. E secondo me questa squadra 4-5 giocatori fortissimi in squadra non li ha. Alessandro, io volevo un attimino interromperti perché sui siti specializzati si parla di un diciamo, quinto posto molto importante per il Cosenza, non è stato mai raggiunto se non nel 2015-2016, ma all'epoca diciamo, il regolamento era diverso. Quindi i siti specializzati parlano di un ottimo piazzamento del Cosenza per come è partito, per come Braglia ha preso dal penultimo posto, è arrivato un quinto che, voglio dire, tutto sommato. Ma senz'altro diciamo che si può essere soddisfatti se si pensa in maniera minimalista, se si pensa secondo la tradizione e le ambizioni della piazza, insomma, finire a 20 non so quanti punti dal primo posto non è che è proprio da fare la sfilata, insomma. Concordo con te. No, ma io ho detto dei siti specializzati. Io sono cresciuto nel vedere il Cosenza battere facilmente il Poi Foggia, sentiremo il Taranto, Bortolomutti, il Catania, bravo. al San Vito in maniera pure con delle giocate importanti, con un San Vito ruggente a 15.000 posti, quindi ora fanno un po' sorridere queste atmosfere di alcuni che si mettono ad arzigogolare sul grande risultato. È un buon risultato, un buon risultato. Lo guardiamo con simpatia, come diceva un noto nostro amato allenatore Bortolomutti. Guardiamo con simpatia questo risultato. Speriamo che possa diventare una gioia per tutta la città. Non c'è due senza tre, diceva Braglia. Questo è il commento. Adesso inizia un altro campionato e il Cosenza c'ha un jolly che non tutti hanno, il pubblico. Bravo. Ecco, questa cosa qui il pubblico deve, secondo me, analizzare questo campionato con freddezza, e in questo momento chi va a giocare è il Cosenza, la città, il suo simbolo, e allora in questo play-off il pubblico di Cosenza può trascinare la squadra oltre le proprie qualità tecniche. Massimo. Sempre ritornando al discorso dei siti specializzati, probabilmente siamo stati un po' tutti ingannati all'inizio, quando eravamo nella fase di costruzione
della squadra del campionato il fatto che il Cosenza veniva annoverato tra le pretendenti addirittura per vincere il campionato. Poi i fatti, diciamo, hanno avuto un decorso completamente diverso, ma sono d'accordo con Alessandro con il fatto che prendiamoci questo quinto posto, non guardiamo l'aspetto numerico, perché poi vero è che se vai a vedere l'aspetto numerico tu dici c'è un gap di 20-25 punti. Per ora si è azzerato tutto, si riparte da zero, e la cosa ancora che può tornare a favore del Cosenza è il fatto che dopo le prime due partite, se dovessi superare i primi due turni, si rimischia ulteriormente, cioè ci saranno, mentre negli anni scorsi da ogni girone usciva 1/2 squadre, adesso dopo il secondo turno tu rimischi tutto, sì. Quindi non hai la necessità per andare avanti di incontrare necessariamente il Catania o il Trapani, che diciamo, se andiamo poi ad analizzare più ad ampio spettro il fatto dei 3 gironi, stiamo parlando delle prime 3 squadre che tutti e 3 hanno superato le prime delle altre 2 gironi. Esatto. Cioè, il Trapani è chiuso a 68 mi sembra, 68. Il Padova mi sembra ha raggiunto, o il Livorno ha vinto con 65-68 punti, quindi sì. Siamo, anche se devo dirti anche un'altra cosa, tutti quanti continuano a dire, sono più anni che lo dicono, che il girone C viene considerato il più difficile fra tutti, però poi alla fine a tirare delle somme i fatti non danno ragione, perché da quando sono stati inseriti i playoff, quindi negli ultimi 3 anni, non ha mai vinto una squadra del girone C i playoff. Vero, quindi, vero. Voglio dire, sì, probabilmente ci sarà una forte carica agonistica e anche il pubblico, perché abbiamo numeri bulgari, anche con l'aiuto di piazze importanti come Catania, come Trapani, come Lecce. Stiamo parlando di spettatori nella misura di 14-15 mila unità, però è anche vero che poi forse nel momento clou il girone C non dà quello che dovrebbe dare. Aldo. Ma hanno fatto, io mi ritrovo in queste analisi che hanno fatto, che sono perfette. Chiaramente all'inizio paghiamo fortemente per avere se volevamo qualche altra chance, pagavamo l'inizio sciagurato del campionato che abbiamo fatto, purtroppo. Poi abbiamo dovuto in corso d'opera riprendere il cammino con un allenatore bravo come Braglia. Ricordo Braglia mi ricordo che quando faceva le interviste diceva che questo gruppo aveva bisogno di motivazioni, l'ha trovato cioè, tutta una storia che poi è chiaro che siamo partiti con Braglia in un certo modo. Se avessimo avuto probabilmente il cammino che abbiamo avuto nelle ultime partite fuori casa, probabilmente il terzo e il quarto posto poteva essere poi è finito a un punto. Alla nostra portata. Il quarto posto ci avrebbe consentito al Cosenza di riposare, di fare una partita in casa fra una settimana o 10 giorni, e avremmo fatto probabilmente. Però il quinto posto, come diceva Alessandro, è un buon quinto posto, i tifosi devono darci una mano. L'assenza di ieri non è stata una bella assenza. Io richiamo questi bravissimi ragazzi che hanno contestato il presidente, via dicendo, però poi alla fine sono bravi ragazzi, sono lasciati andare, di ritornare possibilmente venerdì al campo e dare una mano a queste cose, perché come dice Braglia oggi nell'intervista, dice ne vedremo delle belle, il Cosenza si giocherà tutto quello che si deve giocare per cercare nei playoff di arrivare il più a lungo possibile e probabilmente anche di arrivare in Serie B, perché l'abbiamo vista, la squadra quando vuole giocare, Franco, gioca un bel calcio, fuori casa soprattutto gioca un bel calcio. Speriamo il fatto che ieri si sia sbloccati in casa è già una cosa importante. Psicologicamente giocare con una sconfitta, con un pareggio in casa col Trapani è diverso invece di aver vinto 4-2, perché dal 21 gennaio non vincevamo una partita. Vero. Quindi già venerdì entriamo in campo, dice non c'è più il tabù del San Vito, giochiamoci sta partita con Leone, l'allenatore del Leone ci può dire quello che vuole. Ne parliamo dopo. Pubblicità. Va bene. È l'analisi che faccio io, insomma. Esatto. Bravo Aldo. Bravo. Per la pubblicità, restate con noi. Cerca Teleuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornati con noi per la seconda parte di Replay. Allora, dovremmo avere al telefono l'ex allenatore del Cosenza, Bortolomutti. Pronto?
Pronto? Buon Grazie. pomeriggio. Grazie di essere intervenuto in trasmissione. Grazie mister, Franco Segreto, buonasera. Buonasera, ciao Franco. Come va mister, come va? Ma abbastanza bene, dai, è un peccato lamentarci, però manca un po' l'aspetto agonistico, la partita. È vero, ma speriamo di vederti su una panchina importante ad iniziare dal prossimo anno. Lino, allora, noi ti abbiamo chiamato perché, come abbiamo fatto con gli altri tuoi colleghi, parliamo delle squadre calabresi, naturalmente iniziando dal Crotone. Abbiamo già detto che con la sconfitta di ieri contro il Chievo Verona si è messo in una posizione un po' difficile e particolare, se la giocherà col Cagliari, perché a guardare il calendario, sempre che Cagliari e Crotone hanno il calendario più difficile. Sei d'accordo? Sì, Crotone alla Lazio, che è in una situazione diciamo problematica con il pareggio di ieri, e poi il Napoli, sì. Per cui sono due partite belle toste, però è chiaro, in questa occasione devi tirar fuori il meglio di te, per cui la partita la prossima con la Lazio penso sarà fondamentale, ecco, proprio per capire se c'è qualche possibilità di salvarsi. Per me il Cagliari è in difficoltà, sì. Come il Crotone, per cui sono le due squadre che sicuramente se la giocheranno in queste due partite. E allora vogliamo introdurre, Silvia, la Serie C? La Serie C con il Cosenza che ha conquistato il quinto posto nei playoff. Ma complimenti al Cosenza, perché è una chance che si può giocare alla grande. È chiaro, è un percorso insidioso perché sono tante squadre e non puoi sbagliare niente, però è un'opportunità che io auguro con tutto il cuore proprio per ritornare nel grande calcio, perché è troppo tempo che il Cosenza è fuori da un palcoscenico che gli dovrebbe competere, insomma, per tradizione, per tifoseria e per così tutto. Speriamo che questa chance venga giocata al meglio. Allora, Alessandro Russo per Gazzetta dello Sport. Buonasera mister, come sta? Buonasera, ciao Alessandro. E allora, prima mi sono permesso di citare una sua massima nel momento topico della nostra tentativo di ascesa verso la Serie A, con il Cosenza in testa alla classifica in Serie B. Lei disse con il suo giusto humor e anche con la sua sapienza calcistica: guardiamo la classifica con simpatia, nel senso ha distratto l'ambiente da immedesimarsi troppo nel fatto. Stavolta però il Cosenza deve fare, come ha detto lei, una lunghissima cavalcata, tra le altre cose prima sud-sud con il nostro girone, poi a seguire con tante altre squadre. Lei conosce qual è l'ambientazione cosentina, ma conosce anche la qualità delle altre squadre. A suo avviso il Cosenza, come le altre città che hanno la possibilità e anche la voglia di andare in B, quali sono insomma queste squadre dalle quali guardarsi, oltre all'Alessandria, che mi sembra una cosa scontata? Ma è chiaro che qui al nord è un po', a parte il Padova che ha fatto corsa a sé, c'è Reggiana, ci sono altre squadre, Pisa, Siena, la Feralpi, poi nel altro girone il Pisa, il Siena, c'è un lotto di squadre sicuramente che hanno fatto sforzi anche importanti per giocarsi la categoria, ed è chiaro che però guarda, i playoff sfuggono un pochino da qualsiasi logica, perché è importante arrivare nelle condizioni giuste, senza infortuni, senza situazioni magari problematiche all'interno dell'ambiente, condividere il percorso in maniera solidale con la propria squadra. Tutte le energie sicuramente devono essere veramente riversate in maniera equilibrata, giusta, per sostenere il proprio percorso. Però è chiaro, sono tante squadre e c'è soltanto una poltrona disponibile, sì, per cui 28 squadre. 28 squadre, tantissime, delle quali effettivamente almeno 7-8 di livello importante. Franco. Sì, volevo fare due domande all'amico Lino Mutti. Allora, la prima riguarda il Rende, perché dobbiamo dare anche al Rende che
e diciamo ha ottenuto un posto importante, anche se l'ottavo, e dovrà giocare venerdì, primo play-out a Caserta. Però vorrei parlare del suo allenatore. Di questo praticamente tu conoscerai sicuramente Trocini, il papà, Bruno Trocini, che è un emergente, e da un po' di tempo, da un po' di giorni ci arrivano notizie che c'è qualche squadra anche di Serie B interessata al ragazzo. Cosa puoi dire, Lino, del Rende e di Bruno Trocini? Gli faccio i complimenti, perché aver portato il Rende a questo livello sicuramente vuol dire che c'è competenza, bravura e merita sicuramente l'attenzione magari di situazioni più importanti, per cui gli lavora con tutto il cuore. E nello stesso tempo Rende effettivamente ha tagliato un traguardo di grande rilievo, perché praticamente sono due squadre di Cosenza. Cioè, sì. Non me ne voglia Rende, però io immagino sempre Rende un po' Cosenza e associo la cosa come un'unica realtà. È vero. E per cui vuol dire che c'è un movimento importante e deve essere veramente, diciamo così, riconosciuto lo sforzo della società e che non si sa mai, si gioca le proprie chance e a volte magari senza tante pressioni puoi arrivare anche lontano, per cui vedremo cosa succederà, però già essere arrivato lì è un grande, diciamo così, un grande merito per tutto il lavoro che è stato fatto. Silvia, ultima domanda per mister Mutti. Allora, mister, ovviamente rispetto insomma alla Cosenza sportiva che ricorda lei, a Cosenza l'entusiasmo è un po' scemato. Ieri c'è stato anche una presenza molto labile al San Vito Marulla, soltanto 1700 spettatori. Cosa potrebbe riportare l'entusiasmo? Ma guarda, Cosenza ha bisogno probabilmente di riaccendere quel fuoco, quella passione, perché è una realtà importante, è un territorio vastissimo con una tifoseria veramente numerosa. È chiaro, magari con dei programmi, diciamo, seri, importanti, dove coinvolgere un pochino quelle che sono le realtà sociali, tutto il territorio, fare un progetto che poi è chiaro, ci vuole il tempo, ci vuole il lavoro, ci vuole che tutto vada per il verso giusto, però Cosenza sicuramente deve avere l'ambizione di tornare in Serie B. Cioè, io 3 anni a Cosenza ce li ho nel cuore proprio per quello che abbiamo fatto, per tutto quello che ho vissuto. È una realtà che veramente ti prende, ecco, per cui la seguo, è importante che veramente, ma anche quest'anno può essere l'occasione giusta, adesso ci sono questi playoff, giocarli con il massimo della determinazione, la gente che si riavvicini alla squadra, che dia veramente questo sostegno per vedere dove si può arrivare, per cui veramente sostenere i propri colori fino alla fine, poi magari i conti li farai quando le voci sono ferme, però è una chance da giocarsi. Ti do un dato statistico per chiudere. Braglia in conferenza stampa alla vigilia di Cosenza Trapani ha detto: io ho vinto 2 playoff da quinto in classifica, aggiungo io, non c'è 2 senza 3. Vedi, c'è anche una statistica che ti può confortare, qui i numeri a volte possono riconfermare. È vero. Okay. Va benissimo, grazie. Allora mister, grazie di essere intervenuto. Ciao. È stato un piacere, un saluto a tutti voi e ai nostri tifosi cosentini. Grazie mille, buona serata. Belle parole. Infatti. Allora, iniziamo Massimo, il giro. Infatti, iniziamo il giro perché c'è tanta canna a cuocere. Allora, ha parlato di programmazione, di ritrovare un entusiasmo. Progetti e anche seri. Che i playoff sono un campionato a sé dove ci può essere sempre la sorpresa. Non dimentichiamoci che 2 anni fa il Como è andato in Serie B partendo dalla 5ª posizione in classifica, quindi quale migliore dato numerico può indicare il fatto che se affronti questi playoff con determinate condizioni tutto può tornare utile. A me piace che mister Mutti ha parlato di condivisione da parte di tutti. Bravo. Per cercare di portare avanti questa cosa. Io comunque volevo fare anche una riflessione, perché io poi
appena è terminata la partita ieri, subito la mia mente si è trasferita nei playoff e mi vengono in mente gli 11.000 contro il Pordenone, quindi voglio dire, Cosenza, direi forse più la provincia di Cosenza, perché io ho fatto questa considerazione: c'è uno zoccolo duro a Cosenza nella misura di 2.400-2.500 spettatori, poi c'è lo spettatore da richiamo, Catanzaro, partite diciamo tra virgolette di cartello, e poi c'è la provincia che fa la differenza, c'è una massa che giunge a Cosenza perché intanto si sono raggiunti dei risultati e la dimostrazione vi è data dalla partita dello scorso anno contro il Pordenone. Il discorso qual è? Giustamente mister Mutti, che è una persona di una capacità immensa, sa e ha lanciato questo messaggio che senza programmazione non si va da nessuna parte. Poi certo il valore aggiunto è l'aspetto economico, perché purtroppo, viva Dio, se tu hai bisogno di giocatori di spessore devi pagare, e qui teoricamente potremmo ricollegarci a quello che ha detto Franco quando ha parlato che è inconcepibile che una squadra come il Matera possa aver avuto una penalità di 19 punti. Perché? Perché l'Italia è l'unico campionato al mondo dove la terza divisione è squisitamente professionistica, perché ci sono interessi che passano anche da parte dell'Associazione Italiana Calciatori, perché c'è il fatto che comunque sia, sono stati comminati qualcosa come 69 punti di penalità, e comunque non succede niente, perché il Matera si è salvato, che l'hanno lasciato un punto sopra il play-out, il Siracusa si è salvato, e perché probabilmente il Fondi, che ha avuto una conduzione amministrativa perfetta, probabilmente retrocederà. E allora scusatemi, vogliamo prendere qualche decisione a proposito? Si ripartirà con un campionato 2018-2019 dove probabilmente a ottobre già avremo delle squadre che saranno penalizzate. Cioè, voglio dire, il presidente Gravina non può buttare la pietra nei confronti della Coviso, che viceversa. O magari contro il Rende. O magari contro il Rende. Cioè, voglio dire, io penso che è giunto il momento di prendere, ci sarà il problema della seconda squadra in Serie A, ora non è detto che partirà dall'anno prossimo fra 2 anni, quindi ci sarà una Juventus B, un Milan B, un Roma B, una Lazio B. Io non lo so veramente se al momento l'Italia è nelle condizioni di poter supportare 60 squadre in terza divisione nel campionato professionistico. Alessandro. Ma io devo dire che... Come l'hai sentito il mister? Carico? Sereno? Avevo sentito la scorsa settimana che era in attesa di qualcosa per una panchina, evidentemente non si è materializzato. Gli auguriamo ovviamente di tornare subito ad allenare, perché è un allenatore esperto. Ma dice ovviamente cose molto sensate, perché conosce bene l'ambiente. C'è da dire che a mio avviso il Cosenza deve fare anche una scelta di campo, no? Nel senso una scelta ponderata. Io dopo aver vissuto molti campionati, non dico di essere un giornalista esperto, ma ho visto pure io le mie partite, ho visto anche diverse situazioni di diverse categorie. Io credo che la figura di Piero Braglia, nonostante ci siano state alcune partite dove non siamo stati bravi a vincere contro squadre molto abbordabili, potrebbe essere la figura adatta. Io mi spendo in questo senso, perché è un allenatore che io non ci ho parlato mai, l'ho visto lavorare, ho visto qualche partita, vedo dall'esterno come gestisce la situazione ambientale, la comunicazione, le partite. Si vede che è uno che gioca col mignolo, cioè un allenatore che in questa piazza così problematica è perfetto. Quindi Braglia potrebbe essere, secondo il mio punto di vista, l'allenatore giusto sul quale costruire una squadra per tentare di... A parte che ci sono i playoff, quindi i playoff vanno giocati e bisogna tentare anche di vincerli, perché al calcio bisogna giocare per vincere, certo non per pareggiare o per perdere. Però diciamo un punto di partenza, Franco, tu che ne hai visti molti campionati, allora quando venne il mitico seminatore d'oro, il nostro amico e maestro Gianni Di Marzio, lui arrivò un'annata intermedia, poi costruirono piano piano qualcosa di importante. Ecco, il Cosenza c'ha un vantaggio adesso: il presidente Guarascio è una persona che ormai avrà fatto le sue esperienze, si rende conto pure bene che per vincere la C non è possibile solo essere ordinati, bisogna pure tentare di osare. Ecco, il Cosenza
deve osare partendo da certezze, da gente solida e partire in maniera robusta dal primo minuto, con Cosenza, con un allenatore importante, con una squadra solida, con l'asse della squadra importante. Ricordiamo che l'asse della squadra, non per fare troppa filosofia, un portiere, 2 difensori centrali, 2 centrocampisti, un bomber, cercasi disperatamente bomber in questa squadra, e non so dove saremmo arrivati con un bomber. E dunque, partendo da questa buona squadra, sognando notti magiche come negli anni 90, magari alla Schillaci, dici tu, alla Schillaci, non fare la fine dell'Italia alla Totò degli anni 90, sognando di andare in B, la strada è tracciata. Ormai è chiaro, è chiarissimo che per vincere la C, Franco, è l'unico campionato dove bisogna purtroppo spendere di più. Allora, prima di dare la parola ad Aldo, sì. scusami, io volevo ringraziare il nostro Enzo Leonetti in regia, Massimo Fino che dirige la Camera e poi abbiamo Luca Chitto alla messa in onda. Vai Silvia. Aldo, a proposito di allenatori, l'esperienza può dire la sua. Da un lato troviamo mister Braglia, quindi che ha già disputato dei playoff e neanche vinti 2. Dall'altra troviamo un giovane emergente, Aimo Diana, che proprio ieri nel post partita di Siracusa ha iniziato un pre-partita un po' particolare, nel senso che ha detto alla domanda insomma, negli accoppiamenti è capitato il Cosenza, lui dice beh, a Cosenza devono iniziare a tremare. Ma io un po' frenetico Aimo Diana, per quanto riguarda Braglia sono d'accordo con Alessandro. È chiaro che ogni tanto i suoi errori li ha anche fatti Braglia, ci mancherebbe. Vabbè, li fanno tutti. Specialmente nelle partite, le partite che contavano, soprattutto quella col Catanzaro. Io in quell'occasione l'ho criticato molto e probabilmente le critiche se le meritate. Però discutere Braglia, secondo me, è veramente un peccato di Dio. Allora, se tu vuoi costruire il prossimo anno, come si dice in giro, perché poi se volete ne parliamo, che il Cosenza il prossimo anno voglio fare veramente una squadra per puntare in alto se i playoff non dovessero andare per il verso giusto, io sono molto fiducioso nei playoff, allora bisogna incominciare a programmare già da adesso e i playoff possono essere anche un fortissimo incentivo per programmare il futuro, perché nei playoff tu se vinci i playoff vai in B, ma se non dovessi vincere puoi misurare già la forza di questa squadra perché affronterai squadre importanti, per cui tu sai già, come dice Alessandro, le persone e i tasselli giusti che deve andare a coprire per fare una squadra per vincere il campionato. Poi se si dovesse verificare quello che io mi auspico, ci sto provando in tutti i modi, mi sto anche incontrando con amici, sto cercando di capire se è possibile, se poi dovessimo fare, come mi auguro, così finisce questo campanilismo di maniera proprio che non ha più senso, di fare una squadra unica nell'Interland per quanto riguarda, scusa, fammi finire Franco, allora probabilmente faremo veramente una cosa buona e giusta, però onestamente oggi pensiamo ai playoff, vediamo come andranno questi playoff, cerchiamo di dire a Braglia di guardarsi intorno per vedere che cosa c'è, che cosa lievita tra questi giocatori importanti, soprattutto una punta che deve arrivare e i centrocampisti che sono importanti, e poi vediamo come andrà. Io penso che i playoff ce li giochiamo alla grande. E a Diana che dici? A Diana dico che probabilmente lui ancora risente del fatto che voleva venire a Cosenza, qualcuno gli aveva promesso che poteva venire a Cosenza, non ci è venuto, sa che Cosenza è una piazza importante e cerca di mettere un po' di nervosismo, ma Braglia non credo che possa cadere in queste terre perché ha uso a queste cose, per cui secondo me è un navigato, per cui saprà gestirla benissimo questa cosa, anzi lo stimola ancora di più. Anzi, ho sentito la conferenza stampa, Braglia, proprio perché bravissimo. Il signor Braglia ha subito detto è la versione peggiore che potevamo quindi già l'ha dato la risposta. No, ma con grande come si può dire, fair play. realismo, con realismo e fair play, una squadra di questo genere. Bravo. Poi il Cosenza ha il suo stile, perché permettetemi per chiudere 3 secondi, nonostante tutto il management del Cosenza ha il suo stile, il direttore Stefano Trinchera ha il suo stile, è stato molto spesso criticato, avrà commesso i suoi errori, però la squadra poi alla fine, io ho così bocciato questo quinto posto, è arrivata quinta, dopo essere partita ad handicap. Bisogna saper osservare le cose e leggere, e cercando anche di dare delle opportunità, quindi con grande savoir-faire speriamo di fare meglio. Franco, questa sicula di Diana è l'avversario peggiore?
Da come la descrive il presidente della Sicola Leonzi, da come la descrive Aimo Diana, potrebbe essere un avversario che, diciamo così, si giocherà le sue chance in questa prima partita di venerdì, perché vorrei ricordare a tutti, a me stesso, che il Cosenza ha 2 risultati su 3, quindi a Cosenza basterà pareggiare o vincere praticamente per andare al secondo turno, che poi si giocherà martedì della prossima settimana. Detto questo, l'ho visto un po' frenetico il signor Aimo Diana, io lo ricordo da calciatore a Reggio Calabria, voglio dire, tutto sommato un calciatore da sufficienza, da 6, non di più. Ora l'allenatore sta facendo qualcosina, è stato contattato dal presidente Guarascio nel 9, nel famoso casting al quale partecipò anche Torrente, qui Alessandro mi può supportare, parteciparono altri allenatori e poi Guarascio fece una scelta per un tecnico esperto ed è arrivato Braglia. Si giocherà le sue chance, però io sarei stato un attimino più cauto, perché è pur vero che diciamo, è un terno all'otto questo discorso dei playoff, però insomma dai, bisogna avere rispetto per un Cosenza che ha un blasone, che è un allenatore serio, che ha un presidente importante come Guarascio. Poi, voglio dire, essere frenetici è un conto, dimostrarlo sul campo è un altro. È chiaro che c'è giocatori importanti, Lescano, Foggia, Arcidiacono che è un ex, però Bollino. Il Cosenza pareggiò in casa quando c'era ancora l'altro allenatore, non Aimo Diana, quando c'era l'amico Pino Rigoli, però al ritorno il Cosenza ha vinto per 1-0. Forse queste dichiarazioni di Aimo Diana, non ce ne voglia, sono state dettate dall'amarezza della sconfitta interna. Silvia. Allora, ieri che cosa è successo? C'è stato questo risultato importante, come diceva Aldo, che ha dato morale perché è tornato il successo del Cosenza in casa con un avversario di tutto rispetto, perché ricordiamolo, il Trapani ieri giocava per il secondo posto che poi ha perso proprio per mano del Cosenza. Quindi andiamo a vedere gli highlights di questo 4-2 pesante del Cosenza. Ti facciamo commentare all'amico del Giornale di Sicilia, E li commenta proprio Massimo. Posso parlarti del Trapani, perché ieri... E io parlo del Cosenza. Ieri attenzionavo più il Trapani. Niente, il Trapani è sceso con il consueto 3-5-2. Già delle prime battute mi sono reso conto che non era il Trapani solito, ovvero sia pimpante, un approccio secondo me molle, perché i primi 20-25 minuti mi è sembrata la classica partita d'allenamento che poi ha detto anche Calori, e il Cosenza ha sfruttato al meglio queste diciamo, indecisioni da parte specialmente del pacchetto difensivo, ma sono stati anche i semplici appoggi che hanno difettato la squadra siciliana. Sbagli proprio sul piano puramente tecnico. Ma siamo proprio all'ABC, sì, voglio dire. E il Cosenza ha avuto la capacità di sfruttare, oltretutto abbiamo visto, forse la prima volta quest'anno del Cosenza, una bellissima ripartenza che ha avuto Tutino in occasione in questa occasione ha trafitto il portiere Furlan. Non era il Trapani visto come di consueto, e forse questo, la partita di ieri evidenzia che il Trapani non ha vinto il campionato perché ha avuto nel suo decorso del campionato dei momenti di questa portata. Io ricordo 2 partite in modo particolare, io ricordo un Trapani-Monopoli 3-0 fine del primo tempo e il Monopoli pareggiò la partita 3-3, quindi pure con Catanzaro. Voglio dire, ecco, ha denotato questa fragilità mentale. Mister Calori se l'aspettava tantissimo questa partita perché avrebbe significato il secondo posto, ma così non è stato. Questo versione Trapani. Versione Cosenza invece in 2 partite, e io sarò brevissimo perché ci chiamano la pubblicità, ha realizzato 9 gol, caro Alessandro. Però la cosa che mi ha fatto più pensare è che Calori ha schierato una formazione che probabilmente ha sbagliato nel schierare questo 11, perché dopo 32 minuti ha sostituito 2 giocatori. Silvestri da una parte e Scarsella dall'altra. Quando un allenatore dopo mezz'ora si rende conto che c'è qualcosa che non va, ha sbagliato gli uomini che ha fatto scendere in campo. Quindi cambiare 2 su 5, insomma è quasi il 50%, ce ne corre. Il Cosenza ha giocato un ottimo primo tempo, e sono d'accordo con Massimo Mitidieri, perché poi poteva anche ad inizio ripresa praticamente mettere a segno il 4º gol, tripletta di Tutino, che è stato il giocatore più importante di questa gara. Brucini si è fatto parare il rigore da Furlan e poi a quel punto è uscito fuori il Trapani, guarda caso con un difensore che si chiama Drudi. Il primo gol è stato a seguito di una battuta d'angolo con un
colpo di testa. Ecco, qui vediamo il rigore su Perez, praticamente vanno in seguito due calciatori, neanche protestano, quindi il rigore ci sta tutto, c'è un lancio di Bruccini per Perez che stoppa di petto la palla, ci sono due giocatori, poi il 4 violenta. Esattamente, che va su Perez e quindi calcio di rigore che batte Bruccini, Perez poi uscirà per infortunio, il portiere Furlan respinge con un tuffo alla sua destra. È mezzo metro avanti prima che tira. Sì, e dicevo nel secondo tempo Alessandro e Aldo e Massimo, perché nel secondo tempo poi è venuto fuori il Trapani e insomma è uscita fuori la qualità di questi giocatori che la maggior parte hanno militato in Serie B, e qui vediamo il gol di Drudi, quindi 2-1 qui. Nulla può fare il portiere Saracco, Drudi, questo difensore della linea. Ex Lecce, tra l'altro. Ex Lecce, ecco qui vediamo il replay. Tiro dalla bandierina, colpo di testa e palla che praticamente si insacca sotto l'incrocio di palla. Questo era il secondo gol. E il secondo di Drudi, gol, cross di Fazio dalla destra, Drudi che arriva a rimorchio e mette la palla dentro. E qui il Cosenza ha sofferto purtroppo. In questa fase il Cosenza ha sofferto perché poi ci sono stati dei cambi, è entrato Pascale, è entrato Chereca. C'è stato anche un palo del Trapani. Sì, sempre con Drudi, guarda caso. Ma secondo me la chiave di lettura sta nel tiro di Campagnacci che Saracco è stato bravo. Questo qua. Questa è stata bravo Saracco. È stata la partita perché sarebbero andati sul 3-3, quindi voglio dire. E poi vediamo il quarto gol di Tuttino e daremo la linea alla regia per l'ultimo spazio pubblicitario. Qui Tuttino salta il diretto avversario, Ochere che arriva quando la palla ha già attraversato praticamente la linea bianca. 4-2 per il Cosenza, Silvia. Bene, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, restate con noi per la terza e ultima parte di replay. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornati con noi per la terza e ultima parte di replay. Allora Franco, dobbiamo leggere due cose importanti. Allora sì. La prima è un convegno che si terrà alla provincia del Gioia. Salutiamo il nostro amico oculista, il dottor Luigi Formoso, che ha organizzato un po' il tutto. Un saluto carissimo a Lugino, vai. È un interessante convegno organizzato dall'Unione Nazionali Veterani dello Sport, sezione provinciale Giovanni Formoso, che si svolgerà mercoledì 11 maggio a partire dalle 15:30 nel Salone degli Specchi della provincia di Cosenza. Il tema è cibo tra storia e salute, buone pratiche alimentari e sportive per vivere meglio e di più. Ok. E poi c'è anche un comunicato che ci arriva da parte dell'ufficio stampa del Rendecalcio riguardo a domani pomeriggio alle ore 16 nella sala stampa del Marco Lorentzon sarà presentato un progetto in collaborazione tra il Rendecalcio e l'associazione Portal Italiano. I presidenti Fabio Coscarella e Rogerio Felisoni illustreranno i punti dell'Italia e il Brasile entrano in campo, un gioco in cui tutti vincono. Parteciperanno inoltre l'ambasciatore del Brasile in Italia, Antonio De Aguiar Patriota, il console del Brasile in Italia, Alfonso Carbonar e il colonnello Augusto do Amaral Peixoto. Spero di aver detto bene i nomi tutti brasiliani. Tutti brasiliani domani a Lorenzano in sala stampa. Mi perdoneranno. Bene, allora andiamo a sentire il post partita di Braglia e di Calori. Dai, dobbiamo essere contenti, abbiamo vinto una partita dopo tanto tempo in casa contro un avversario che voleva arrivare secondo. Il primo tempo l'abbiamo fatto come se fosse un allenamento perché si giocava bene, il secondo tempo siamo spariti, ma io ripeto non è un fatto fisico, anzi io devo ringraziare tutto lo staff perché abbiamo sempre lavorato bene, la squadra domenica a Francavilla ha fatto una grande partita e non ci siamo mai fermati. Oggi secondo me poi si accumula anche un po' di tensione, un po' di fatica, non è nemmeno il caso di andare a vedere un po' di pelo nell'uovo perché sennò sarebbe da stupidi, ma la squadra la vedo tutti i giorni, io so come quello che può dare questa squadra, noi ora ci prepariamo bene e poi vediamo partita per partita quello che siamo capaci di fare. Io ho fiducia a loro, questo l'ho sempre avuta, è una squadra che quando decide di giocare a calcio lo fa anche bene, dobbiamo essere un pochino più cattivi nel gestire il risultato, perché a volte
anche perché di questi tempi poi è facile accontentarsi, no? Hai vinto, ormai la ritieni chiusa la partita e poi così non è. Bene, e andiamo ad ascoltare subito anche le parole del tecnico del Trapani Calori. Il primo tempo, se potevo, le cambiavo tutte a 11. Non mi è piaciuto l'atteggiamento, non mi è piaciuto nulla, cosa che io cerco sempre di difendere i miei ragazzi che hanno fatto globalmente un campionato importante. Oggi non mi sono piaciuti per niente. Gliel'ho detto a loro prima, lo dico qua. A volte bisogna capire l'importanza di una partita dove era l'ultima, ma quella che ci poteva dare il secondo posto, ci poteva dare dei vantaggi, quindi era praticamente l'inizio dei playoff e l'abbiamo giocato male come atteggiamento. Questo mi dispiace molto, mi amareggia, mi dà fastidio, perché non è questo che abbiamo provato, non è questo che abbiamo fatto, e oggi abbiamo fatto tutto il contrario, ma in maniera diciamo senza nemmeno avere il minimo di intensità, una cosa che mi fa ancora più rabbia. Io spero che serva da lezione a tutti noi, perché dobbiamo cambiare registro, perché come ho detto, io sono rimasto qua perché cercare con tutto lo staff, tutta la gente, i direttori sportivi, per cercare di portare questa società, riportare in Serie B. Bene, allora Massimo, abbiamo ascoltato le parole dei due tecnici, entrambi insomma abbastanza navigati, e Calori è stato abbastanza onesto, ha detto che per quanto riguarda il primo tempo avrebbe cambiato tutti i suoi 11 in campo. Che cosa aggiungere a quello che già ha detto Calori? Intanto è un grande professionista Calori, io ho avuto modo anche di intervistarlo a Rende, anche se a Rende il Trapani aveva vinto, quindi era un valore aggiunto. Però è rimasto molto male, non se l'aspettava e spera tanto che alla ripresa del Trapani possa succedere qualcosa di buono. Alessandro. Ma Calori sicuramente è un allenatore di categoria superiore, il Trapani tra le squadre di C del nostro girone a mio avviso gioca il calcio migliore, cioè quando scende in campo il Trapani si vede proprio la mano dell'allenatore dal punto di vista tattico, dal punto di vista dell'atteggiamento. Io non ho visto la partita ieri perché mi trovo fuori città, però ho visto i famosissimi e cosiddetti highlights, li ho visti stanotte e stamattina, li ho rivisti adesso. Diciamo che il primo gol è paradigmatico delle lamentele di Calori, perché Tutino mi sembra che vada verso la porta dopo un accenno di fraseggio e di smarcamento e nessuno lo segue. Diciamo che è arrivato un Trapani scarico in maniera incomprensibile, perché il secondo posto vale molto in ottica playoff, dunque c'è da accettare le lamentele di Calori, anche perché il Trapani, come ha detto lui, punta al ritorno in Serie B. Lui è rimasto a Trapani per l'ottimo rapporto con il presidente e perché vuole portare il Trapani. Il Trapani ha una delle squadre più forti. Ieri, mentre in Coppa Italia, Franco, non so, abbiamo vinto già 2 volte a Trapani. Però il Cosenza nel primo tempo il Trapani è venuto a giocare la partita. Abbiamo vinto anche a Trapani in campionato. 3 su 3, sono tante le partite. Infatti lui ha detto che il Cosenza è la sua bestia nera. Io non l'ho sentito parlare del Cosenza, sì, però sì, lo ha detto nel poi proseguo. in seguito. Sì. Concludo dicendo che se il Trapani si riassetta, nel senso che si mette di nuovo a giocare come buona parte del campionato, tranne alcuni frangenti nei quali sonnecchiano evidentemente i giocatori, può essere una favorita. Ma per giocare i playoff bisogna avere gamba, mente, cuore e voglia. Aldo. Allora, ieri c'è stata questa tripletta di Gennaro Tutino, quindi questo ragazzo che ha segnato sia a Francavilla che ieri, che insomma sta dando veramente il massimo in campo. Mentre è rimasto insomma a secco Perez ieri,
e anche Okereke che poi è subentrato. Concentriamoci sull'attacco. Tutino ieri ha fatto 3 gol importanti, probabilmente quando Braglia parlava e diceva che in casa doveva trovare ancora il bando della matassa, ieri lo ha trovato, perché probabilmente ha adottato un metodo di gioco che adotta fuori casa. Cioè in effetti il Cosenza ieri ripartiva bene e quando ripartiva nel primo tempo dava molto fastidio al Trapani, tant'è che Tutino in contropiedi ha fatto poi 2 gol importantissimi, poi ha fatto il terzo gol all'ultimo. Però questo Cosenza di ieri la dice lunga su come in casa poteva ancora andare meglio. Ieri ha fatto una partita importante perché il Trapani nel primo tempo, come giustamente diceva Colore, probabilmente non c'era in campo, o se c'era giocava una partita probabilmente un po' svogliata. Il Cosenza ha fatto la sua partita, ha dimostrato che quando ci si mette a giocare ha gli elementi giusti per poterlo fare. Perez, onestamente, ieri io onestamente dico che Perez 2 assist per Tutino li ha combinati Perez, ha procurato anche il rigore, bravo, se poi andiamo a vedere la partita nel suo complesso, Perez non ha potuto tirare il rigore perché purtroppo si è in quel momento infortunato, è dovuto entrare la Barella in campo, il Dottore in campo, quindi lui doveva uscire perché altrimenti quando entra la Barella deve uscire, non ha potuto tirare il rigore, è uscito. Ma onestamente Perez ieri qualcosa in più rispetto alle altre volte lo ha fatto. Speriamo che in questi playoff ritroviamo il Perez di cui se ne parla benissimo, si parla che sia uno dei migliori attaccanti che c'era o c'è in Serie C. Adesso vediamo se in questi playoff ci dà una mano, avendo ritrovato Tutino e Perez, una bella coppia, potremmo veramente dire la nostra. Io me lo auguro. E alla vigilia Braglia ha detto una cosa sabato mattina, ha detto: fino a Francavilla avete visto il fratello di Perez, da oggi in poi e da Francavilla vedrete e avete visto il vero Perez. Passiamo a Rende. Bene, passiamo. Prego. Certo, vai. Ne abbiamo parlato che in occasione dei playoff verranno azzerati le ammonizioni. Giusto, sì. E ieri è successo una cosa che forse a Cosenza è la prima volta che è successa, ovvero sia l'arbitro ha decretato, ha assegnato 1 minuto di time out. Sì. Non so se ve ne siete accorti. Sono andati a bere acqua anche gli assistenti, i guardalini e l'arbitro stesso. Questo l'abbiamo notato. Nel secondo tempo, forse lo speaker avrebbe fatto bene a spiegarlo, perché in effetti comunque c'è stata una pausa di 1 minuto e quella viene assolutamente consentita dal regolamento, quindi 1 minuto di time out per consentire ai giocatori e alla Tenna di rifocilarsi. Bene, allora andiamo a parlare della seconda partecipante calabrese ai playoff, ovvero il Rende. Rende che ieri ha avuto insomma una sconfitta un po' pesante, poi sentiremo appunto anche le parole del tecnico Trocini, un risultato un po' tennistico, diciamo così, questo 6-1 a Catania che per il morale sicuramente non aiuta la squadra di Trocini e che obbliga ovviamente il Rende a giocare fuori casa, quindi a Caserta. Adesso stiamo vedendo le immagini. E qua. Questa appunto è la prima rete di Mazzarani. Sono 2 svarioni, i primi 2 gol sono 2 svarioni, 2 regali. Ecco, questa è stata annullata, sì, 1 minuto dopo ci sarà la rete. Puoi leggere i marcatori, Silvia? Sì, allora, ecco, questo dovrebbe essere il gol di Mazzarani. Poi sono andati a rete un po' tutti. Allora, quindi il Rende che già al 25esimo del primo tempo è in svantaggio di 1-0 e che da qui in poi vedrà il Catania dilagare. Rende che forse Franco non è mai sceso in campo, se vogliamo, no? No, non è sceso in campo, hai perfettamente ragione. Sono d'accordo con il tecnico Bruno Trocini, che salutiamo, perché ha detto in effetti che adesso sarà difficile rialzare la testa dal punto di vista mentale. 6 gol sono troppi, è un punteggio tennistico e ha sottolineato anche il fatto poi nel fine gara che abbiamo raggiunto ormai l'obiettivo playoff da tempo e naturalmente qualcuno più di uno si è rilassato e quindi è stato qui poco anche c'è l'errore della difesa del Rende e la seconda rete di Russotto, qui molto qua bella proprio qui, una leggerezza difensiva. Sì, molto bella. E quindi niente, il Rende, io in tutta onestà la penso come il collega Massimo Mitilieri, pensavo alla fine che il Rende potesse giocare anche in casa il primo playoff, così non è stato.
e quindi incontrerà, come hai detto bene tu a inizio trasmissione, la Casertana venerdì prossimo. La Casertana che quindi Casertana rende. A un livello statistico che abbiamo visto appunto studiando i dati, sì. Se facesse una squadra che sta bene, di ritorno sarebbe prima, perché oltretutto c'è Ciccio De Rose che è salito in cattedra, sta segnando, ha segnato 2 gol. E questa è la terza rete di Brodic. Dicevo di Ciccio De Rose della Casertana che ha realizzato una doppietta, caro Alessandro, uno di testa tra le altre cose. Li ho visti. E quindi questa Casertana rende, sarà un match molto molto importante per quanto riguarda il primo playoff, e il Rende naturalmente dovrà tornare ad essere quello di un tempo, quando in trasferta è riuscito a vincere un bel po' di partite. Possiamo tornare a poi sì, c'è la quarta rete sempre di Brodic. Aldo, vuoi dire qualcosina su questi playout? Ho visto una squadra un pochino... Sì, vabbè, possiamo rientrare perché poi ci sarà l'autogol di Bucolo. No, volevo sentire Aldo su questo 6-1, su questo risultato del Nisi. Guarda, onestamente mi dispiace perché il Rende ha giocato fino adesso ottimo calcio, ottime partite, si trova nei playoff, quindi ha raggiunto un obiettivo che probabilmente a noi è inesperato, però adesso ce l'ha fatta. Però ho visto una squadra un pochino sfilacciata con la Casertana, probabilmente pensava di non farcela e quindi voleva gestire la partita, ma prendere 6 gol adesso, come dice Brunello, è difficile farla riprendere dal punto di vista psicologico. Speriamo, perché poi la Casertana, come dicevate voi, è una squadra che in questo girone ha fatto tantissimi punti, sarebbe prima in classifica e via dicendo, per cui è una partita importante. Volevo fare una domanda a voi. A Caserta, me lo faceva notare il collega Gianluca Pasqua della redazione sportiva, che salutiamo, è stato esposto uno striscione grandissimo: grazie Presidente D'Agostino. Che significato ha? Perché grazie al Presidente e non grazie ad D'Angelo, che ha preso questa squadra, perché è un ottimo allenatore per quanto mi riguarda per la categoria, l'ha presa dagli ultimi posti e l'ha portata in un playoff, e non grazie magari ai ragazzi, compreso Ciccio De Rose e tutti gli altri. Alessandro, come la inquadri? Magari forse un po' alla dirigenza. Perché? Perché la dirigenza nuova ha rilevato, eccetera, è rientrata questa dirigenza. Fra, non dimenticare che la Casertana ha passato i guai che ha passato, come il Cosenza nel passato. È vero, quindi, è vero. Per cui adesso... Non dimenticatevi che la Casertana, la prima parte del campionato, era tra quart'ultime e quint'ultime. Ma aveva anche una situazione dirigenziale un po'... A gennaio il calzino è stato rivoltato. Esatto. Quindi voglio dire, è normale che c'è un ringraziamento, perché i commenti che venivano da Caserta pre-ripresa erano di fuoco, voglio dire, c'era Marco. Ti volevo chiedere, questo Rende che ieri ha preso 6 gol e che adesso disputa i playoff a Caserta, secondo te ieri il risultato ci indica una forza del Catania superiore che dicono i dati, ovvero la migliore seconda di tutti e 3 i gironi, la squadra che ha fatto più gol in assoluto tra girone A, B o C, o ci vogliono dire anche che Rende ha un po' mollato la presa? Allora, se facciamo, guarda, ieri tu puoi fare un parallelismo tra Rende e Trapani. Anche Lecce ieri, che ha preso 4 gol a Monopoli. Lecce, voglio dire, Lecce, aveva già vinto, dici tu, l'obiettivo raggiunto. Però puoi trovare un parallelismo tra Trapani e Rende, cioè voglio dire, se tu dovessi giudicare il Trapani limitatamente 90 minuti, dici vabbè, questo Trapani appena entrerà nei playoff verrà fatto fuori. Io ho visto il Rende in tutto il campionato, avrà sbagliato 1/2 partite, non di più, quindi voglio dire, non penso che questo, al di là dell'aspetto squisitamente numerico, non penso che questo Rende si può macchiare in modo così marcato di questa macchiolina, che per me è una macchiolina. Sono le classiche partite che partono male, la gestisci male. C'è più motivazione da parte del Catania, non dimenticatevi la piazza del Catania, perché ci tenevano tantissimo, almeno al secondo posto, dove i tifosi pretendevano almeno il secondo posto. Ieri ci si giocava il secondo posto, è un Rende di serie. È un Rende che emotivamente probabilmente è sceso con le gambe molli, ma non l'allargherei più di tanto, basterà aspettare 3-4 giorni per capire se ci sono stati
dei riscontri su questo 6-1 e già a Caserta tu avrai... Ma anche Lucarelli stesso, sentiamo Trocini. sì. Anche Lucarelli stesso, insomma, è una bella storia, 6 gol per un allenatore importante che deve andare a fare i playoff al secondo posto, non ha vinto il campionato perché in casa i 2 giorni se l'è giocato in un certo modo, cioè c'è tutta una storia, fa bene a dire questa cosa perché è importante. Il Catania 6-1 è pesante per il Rende ma è importante per il Catania, per tutto l'entourage del Catania. Alessandro, prima di ascoltare le parole di Trocini nel post partita, questo Casertana Rende è anche questo un risultato da... Ma non lo so, perché poi le partite, io ormai mi sono fatto un'idea, non c'è niente di scontato nel calcio. Il Rende sicuramente è una squadra giovane, con un allenatore giovane, che magari ondeggia anche nelle prestazioni ultimamente. Ripeto ancora una volta, giocare contro il Catania non è che è proprio facilissimo, perché il Catania non sono velocissimi, ma tecnicamente, soprattutto in casa, quando se vai sotto di un gol cominci a sporgerti dall'altra parte, non è facile, quindi bisogna dire che il Rende ci può stare che perde una partita male, ne ha vinto tante in maniera corpulenta, tra le altre cose si è preso anche la soddisfazione di vincere in maniera netta e rotonda il derby con il Cosenza, quindi magari qualche volta può anche assentarsi. Non è bellissimo dal punto di vista dell'immagine, ma adesso è il playoff, la Casertana è una squadra tosta e io c'è un campo in Serie C dal quale non si sa mai quando si fa a giocare che cosa possa succedere. Caserta è un classico campo ostico, non ostico perché è un campo dove il fattore campo si sente, cioè la squadra di casa lì riesce a dare qualcosa in più, poi hanno una squadra esperta, un allenatore tosto e discreto, poi c'è Ciccio De Rose che è Cosentino Docco, ormai un veterano di questa categoria, sarà una partitaccia per il Rende, però il Rende cosa c'ha da perdere? Nulla. E quindi la Casertana cosa fa? Aspetta di prendere gol, vediamo. Quello la Casertana si sporge, magari il Rende indovina il jolly. Non è facile, ma non è neanche da escludere. Vero. E ascoltiamo proprio le parole di Trocini. Abbiamo 30 secondi di Bruno Trocini. Io penso nessuno, e tantomeno noi, si può permettere di regalare i primi 2 gol al Catania. Gli hanno permesso di fare una partita tutta in discesa. Catania non ha bisogno dei nostri aiuti, è evidente. Abbiamo fatto bene 20 minuti, poi abbiamo sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare. Onore al Catania, noi siamo stati non all'altezza, sono molto dispiaciuto, mi dispiace, chiedo scusa a tutti perché è sicuramente un risultato che soprattutto per il morale fa molto male a pochi giorni dal playoff. Una batosta del genere è dura da digerire, però bisogna immediatamente superarla. Benissimo. Superarla, diceva Bruno Trocini. Aldo? Facile, però giocare a Caserta potrebbe essere uno stimolo perché la Casertana è una squadra molto in forma, il Rende entra nei playoff con merito. L'obiettivo suo l'ha raggiunto, dai. I giovani li stanno Silvia, valorizzati. l'obiettivo l'ha raggiunto. Il tecnico è valorizzato, il Rende ha fatto veramente quello che una squadra deve fare, ha programmato bene e si trova a giocare i playoff. Speriamo che anche il Rende possa raggiungere il risultato che loro sperano di raggiungere. Però andare più avanti possibile. Questi è un altro campionato per cui risultati, partite già fatte o vinte non ce ne sono. Ricorda allora i playoff. Allora ricordiamo appunto gli accoppiamenti di questa prima fase a gironi. Allora, Cosenza, Sicula, Leonzio, Monopoli, Francavilla, Casertana, Rende, che si giocheranno venerdì 11 maggio. Non sappiamo. Alle ore X. Alle ore X. Anche perché c'è la riunione in Lega, insomma, dai. Diciamo a breve dovrebbe esserci l'ufficialità. Speriamo alle insomma, 11 la mattina probabilmente sarebbe bella l'ufficialità che ha dato la settimana scorsa che si sarebbe giocato alle 20:30 alle 14:30 alle 20:30 alle 14:30. Diciamo che c'erano dei rumors in mattinata che dicevano che non tutti erano favorevoli a giocare di sera, alcune società non erano favorevoli, quelle che giocavano fuori casa, quelle che giocavano in casa erano favorevoli alla notturna, quindi
Staremo a vedere. Tu cosa preferisci? Io cosa preferisco? Io preferisco le 8:30, le 20:30. Ma per tanti motivi, ha ragione. Anche se giornalisticamente penso che Franco non sarà contento, perché poi dobbiamo chiudere anche il giornale. Ah sì, di sera è sempre... Trattandosi della siciliana. Il problema qual è? Che ora, è sempre un tour de force. da questa mattina a Cosenza è scoppiato il playoff mania. Chi incontreremo, come ne incontreremo. Ah sì, poi ha capito, il popolo rosso-blu si appassiona proprio. E dopo ci potrà, se il Cosenza dovesse prevalere, ci sono buone possibilità che giocheremo con la Casertana o con il Rende. Allora, c'è Silvia che do una news. Silvia. È uscito in questo momento il comunicato del Cosenza Calcio. La partita Cosenza-Sicula Leonzio si giocherà alle ore 20, venerdì 11 maggio. Alle 20? Alle 20. L'hanno fatto per la stampa, perché altrimenti si possono chiudere il giornale. Allo stadio San Vito. Mezz'ora prima, caro Massimo. Non sappiamo gli altri due accoppiamenti a che ora giocheranno, quindi noi comunichiamo Ma siamo solo... sicuri, Silvio? Sì, comunicato del Cosenza non è che fra mezz'ora arriva un altro comunicato della Lega che cambia l'orario. È possibile qua? Dipende Giuliacci che cosa dirà. Io sto leggendo il comunicato della società. Leggi il comunicato di nuovo per gli amici all'ascolto. La società Cosenza Calcio comunica che la gara Cosenza-Sicula Leonzio, valevole per il primo turno della prima fase del playoff di Serie C, sarà disputata venerdì 11 maggio alle ore 20 presso lo stadio San Vito Marullo. Ok, benissimo. Allora ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni e noi vi salutiamo i nostri ospiti Massimo Mitidieri, Alessandro Russo e Aldo Zenna. Ciao Franco, noi torniamo lunedì prossimo per commentare insieme a voi il primo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C. Arrivederci! Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.